sold out. Il termine viene utilizzato quando un avvenimento ha esaurito tutti i posti disponibili giorni se non mesi prima che questi vada in scena. L'antifona si può praticamente applicare alla questione immigrazione clandestina verso l'Italia. Due le piste aperte, quella via mare con partenza dalla Libia e sbarco tra Lampedusa e la Sicilia sud-occidentale, e quella balcanica con entrata in Italia attraverso l'ex confine italo-austriaco di Coccao a nord-est e quello ex jugoslavo prima, sloveno oggi, di Fernetti in provincia di Trieste. Il nostro paese da oltre un ventennio in prima linea, con Bruxelles e Berlino appoggiati da Parigi che ci impongono di intervenire e poi cercare la soluzione. Faset di Bessoi. L'Italia è al collasso, incapace di fermare ma soprattutto gestire l'emergenza. La gente è stufa, i cittadini non reggono, fanno sempre più fatica a tollerare, vedendo ogni giorno come i privilegi verso i migranti superino i diritti acquisiti nel tempo. Quando si parla di cittadini italiani vengono inseriti tutti i contribuenti iscritti all'anagrafe dello Stato, extracomunitari ieri, nostrani oggi compresi. La Costituzione, tanto di moda in questi giorni, a 70 anni dalla cacciata del nazifascismo dal suolo italico, recita che il popolo è sovrano, ma nei fatti la nuda realtà dice che il popolo è bue, piegato a 90, in attesa di vasellina, visto che a forza di prenderlo in quel posto, pure lui si è arrossato, ma questo non impietosisce chi di dovere. Lo slogan è sempre quello: avanti, c'è posto. Mr. Renzi, good news for Italian people? Al di là dell'inglese maccheronico, la risposta non cambia. Senza tanto barcamenarsi, una soluzione sulla questione dell'immigrazione clandestina in Italia non si trova, anzi non si vuole trovare. Oggi il Premier ha chiosato davanti all'aula sorda e grigia, un bivacco di manipoli non eletti ma nominati secondo una legge anticostituzionale, Cassazione Docet, ha espresso il suo parere appoggiato in pieno dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente del Consiglio chiama l'Unione Europea di fronte alla strage di migranti. Siamo chiamati ad un approccio politico, perché è politica la scelta dell'UE di svolgere un summit straordinario giovedì, con la necessità di dare una risposta che non sia solo una reazione emotiva, conclude il Premier, ma politica, dare cioè una risposta ad un problema articolato. Tutto si è capito. Peccato che mancasse la carne, cioè la soluzione reale del nostro amato Paese in politica estera. Concludendo, caro Renzi, mi permetta la confidenza, ma nell'incontro a Washington con l'uomo più potente al mondo, Barack Obama, in tema immigrazione e ICE, o ISIS come dir si voglia, poteva ma non ha, almeno in questo primo tempo, voluto dire le stesse cose espresse oggi a Montecitorio? D'altronde, come ci considerano oltreoceano, pure questa risposta è scontata senza interessi.